Amici bellini, allora buongiorno. Mi sono svegliato con questa cosa che devo andare a giocare a pallone io, quindi ma ci sono un sacco di notizie che si stanno rincorrendo, comuzzo in testa, e dobbiamo capire di che si tratta, perché a questo punto si infittiscono i racconti, le chiacchierate con commisso. Cominciamo. Allora, benvenuto Zombie Dogs, i cani zombie. Parliamo di cani, cagnacci, non lo so mi sono svegliato mo', quindi non riesco a parlare né in italiano né in inglese. Lasciate un like così mi si sblocca la favella. Perché si parla di comuzzo e dobbiamo capire, se ne era parlato già, sta Pedullà che si sta attaccando con Moretto, con Romano e con Di Marzio, si stanno afferrando per chi l'aveva detto per primo, così non ci interessa, a noi ci interessa capire se riusciamo a fare qualcosa. Mi ricordo questo meme, fate qualcosa, era un meme che poi veniva dalla curva della Fiorentina, quindi si collega tutto. E perché comuzzo diventa interessante? Andiamo a capire. Mamma Conte Amiz, che chissà, in questo momento Conte, questa è la faccia che sta facendo rispetto al mercato del Napoli, proprio boh. No, tutto a posto. Esatto, perché Fiorentina e Napoli hanno chiesto informazioni sull'ala Mattias Sule. Signori, sono tutti mancini, finiamola con i mancini, ci serve un destro in attacco, ed ecco perché Elmas al Torino. Mi fa piacere rivedere Elmas in Italia, però e spero, e questa è importantissima perché abbiamo fatto il video sulle liste e sugli extracomunitari, io spero davvero di aver capito che il Napoli non può prendere un extracomunitario, il che escludeva Elmas ed escluderebbe anche Galeno. Si dice che il Napoli sta provando anche Galeno, ma se Galeno è nato in Brasile non potrebbe venire anche lui, che Elmas rappresentava, anche per la formula che ha trovato il Torino, tipo prestito e poi te lo prendi a 8 se lo vuoi, eccetera eccetera. Era perfetto, perché Elmas poteva essere quello fisico che a centrocampo puoi mettere al posto di Anghissà, al posto di McTominay, lo puoi mettere al posto di Neres, lo puoi mettere al posto di Politano, etica del lavoro, rincorre tutti gli avversari, c'ha fisico, c'ha chili, c'ha tecnica. Elmas rappresentava il non plus, ci ama da morire, che non ha mai tolto la foto dello scudetto, insomma Elmas rappresenta. Quindi io spero fino alla fine che il Napoli veramente non poteva comunque manco affacciarsi per extracomunitari. Quindi togliamo Elmas da mezzo, togliamo tutti sti mancini da mezzo, vabbè. La Fiorentina ritiene Comuzzo incedibile, ma c'è sempre un prezzo che può far barcollare chiunque, 35 più 5. Siamo alla follia se parliamo di questi prezzi, perché 35 tu hai pagato Buongiorno, che alle sue spalle aveva non mezza stagione fatta bene, ma aveva un campionato e mezzo e aveva dimostrato, ed era cresciuto e aveva dimostrato già la maturità. Per 35 tu prendi un difensore che già è sicuramente pronto, fatto e finito. Comuzzo c'ha 19 anni, abbiamo sentito, io non è che ho guardato tutte le partite della Fiorentina onestamente, abbiamo visto delle prestazioni interessanti, abbiamo sentito che Comuzzo è il nuovo Nesta, il nuovo Bonucci, è il nuovo così, però ci dobbiamo andare un attimino cauti, perché ha fatto un girone da titolare, giovanissimo, la potenzialità c'è, perché se tu diventi titolare nella Fiorentina e giochi sempre, vuol dire che le potenzialità ci sono. Io ricordo la partita contro il Napoli, dove onestamente fa una pellicchia, e ci sono altre partite in cui non è stato perfetto, ma ci sta, tu paghi lo scotto di essere giovani, perché Rafa Marin, allora Conte ritiene Comuzzo più pronto di Rafa Marin perché ha fatto, probabilmente parliamo di un ragazzo che è giovane, ma ancora relativamente 23 anni, ivoriano, non fa la Coppa d'Africa, ha giocato solo 3 partite in questa stagione, chiaramente in Premier League, quindi è un calciatore che va chiaramente recuperato, al di là della malaria, prima lo dicevo ma non era un giudizio, però è stato infortunato praticamente perché ha fatto un girone già in Italia, però non è quella figura che tu dici io metto in panchina e quando lo chiamo è pronto è uno che deve crescere, quindi è un colpo, se il Napoli lo fa, più in prospettiva che non adesso. Te lo metti in panchina, te lo cresci, cominci a prendere confidenza, così è un colpo che per me va bene. Non 35 milioni secondo me, ma andiamo avanti. Poi si legge Noah Lang, 25 milioni del PSV, non ho proprio idea, abbiate pazienza, se insistono su questo nome poi me lo studio,
perché non posso inventarmi cose, ma il PSG non lo vuole dare in nessun modo, quindi non c'è nessun problema. Colisacco è pronto a tornare a lasciare Bari per tornare a Napoli. Può essere che Colisacco, non credo proprio. La Salernitana ha espresso interesse. Galeno, questa è la situazione, che purtroppo non mi ritorna a livello di liste. Non può essere. Tra l'altro ha sbagliato 2 rigori nell'ultima partita, quindi è pronto per venire da noi. Manna, il direttore sportivo, Comuzzo non esclude Carnage, passa milioni, la vedo difficile. Buongiorno che sta accelerando e stiamo a posto. Il Napoli continua a lavorare per Comuzzo, ore intense. La società viola, ecco, vedi, 20 milioni secondo me ci sta come offerta da parte del Napoli. Secondo me questa è veritiera, è plausibile. E si sa, De Laurentiis ama i giocatori giovani italiani, che poi si può crescere, può averci un rapporto anche diretto di comunicazione. Secondo me su queste cose i pupilli di De Laurentiis chi sono? Meret quando fu all'epoca, Raspadori, lui ci tiene a questi profili. Contatto Napoli-Fiorentina. Come vedete, quando si incrociano poi vari Moretto, Di Marzio, Pedullà, Moretto, quindi Fabrizio Romano, la cosa diventa importante e cresce. Designazione arbitrale. Tra l'altro Nick mi ha detto che Schiffi ovviamente dopo la sua grande prestazione è stato promosso, va ad arbitrare il derby. Che la bella Mammoro Carmen alla grande. Io poi questa spero che sia fake, perché se il Galatasaray veramente ti ha offerto 65 per lo Osimhen che viene pescato in discoteca, che fa botte con i fotografi, tu devi accettare 65, non puoi fare il tipo, no, me ne devi dare 65 ben pagato, prendi e porta a casa, tanto non è tuo ma non è tuo, ti ritorna ma non è tuo, non vuole giocare con te, prendi e porta a casa, dai, spero che sia falsa questa cosa qua, perché 65 per Osimhen devi accettare assolutamente. Vabbè, andiamo avanti. Incontro per Comuzzo, come vedete si incrociano, obiettivo creare una linea giovane con Buongiorno, va bene, questo, continuano i contatti per Garnacio, ovviamente ce lo portiamo fino al 3 febbraio. Operazione Comuzzo non esclude Garnacio, preme per Comuzzo 5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 25. Ieri, nel video di ieri, abbiamo introdotto un discorso che spesso non si fa, la questione dei bilanci, quando vuoi mettere a bilancio delle spese, quando ti conviene farlo, eccetera eccetera, perché ricordiamo, abbiamo fatto vari video di approfondimento, il Napoli quando guadagna tanto da delle cessioni poi è invogliato anche a rimetterli sul mercato, perché altrimenti ne paghi di tasse. Quando fai troppi utili li devi comunque pagare di tasse, quindi se all'utile tu fai corrispondere una spesa che poi diventa tutto asset della tua società, ti conviene, ne paghi di meno di tasse e comunque non tocchi il valore della società stessa, anzi lo rimpingui. Quindi questi sono i problemi di Chiavelli più che di Manna, cioè quando spendere, convincere la società da cui compri, dici te ne do 2 adesso, poi te ne do il resto dopo, perché mi conviene mettere a bilancio. Adesso abbiamo veduto Kvar, magari questo bilancia quello che hai speso per i vari McTominay eccetera eccetera, poi magari l'anno prossimo ti prendi i soldi di Osimhen e puoi fare il resto del mercato, e poi cominci Pedullà che si sfotte con Moretto eccetera eccetera. Allora, 1000 situazioni tutte insieme. Tra l'altro è uscita sta foto, cioè Gudmundsson che posta un video sui suoi social dove tiene la maglia del Napoli, e da quando si gira per battere, sta giocando a ping pong, è proprio una maglia, si vede proprio il 77, credo proprio sia la maglia di Kvara, se la sono scambiata, o la maglia di Gaetano, si vede il 7, quindi vabbè. Quindi giustamente l'idea fantasiosa è, vabbè, non si è parlato di Gudmundsson, quindi non è che vi dico io il Napoli è su Gudmundsson, assolutamente no. A Gudmundsson ci piace, la maglietta se la mette. Strano mettertela in casa una maglietta di calcio perché si suda, puzza, vabbè, però ognuno fa la scelta che vuole. Il discorso è questo, ritornando alle liste e il fate qualcosa, se tu prendi Comuzzo è un under, di conseguenza puoi andare a spendere per occupare le altre caselle, che può essere un centrocampista, ma credo ci sia più esigenza di prendere un'ala, perché lì si spende tanto di fatica e li devi alternare e li devi sostituire all'interno della partita, perché noi diciamo mancano solo 17 partite, abbiamo capito, ma all'interno della partita ci si stanca, bisogna cambiare le partite in corsa, a volte ti servono quelli più difensivi, a volte ti servono quelli più offensivi per accelerare, per cambiare le sorti di una partita. Quindi
potrebbe avere il Napoli l'esigenza di avere gente che puoi mettere subito dentro al posto di un Neres che magari in una partita non sta in forma, al posto di un Politano che è troppo difensivo e quindi ne vuoi utilizzare uno più offensivo che sia insieme a Ngong. Quindi l'idea può essere questa. L'idea iniziale era Danilo in difesa, tanto deve fare il panchinaro di Rachmani, pronto, lo tieni là, l'esperienza, così. Saltata questa, non sentiamo più, abbiamo sentito Pongracic, abbiamo sentito vari nomi per quanto riguarda la difesa. Se non si fanno questi nomi qua, allora il Napoli potrebbe decidere di andare su un under in difesa, che però è un po' più pronto di Rafa Marin, almeno negli occhi di Conte, voglio sperare, e quindi lo slot liberato da Kvara lo puoi utilizzare con uno over che non sia extracomunitario, quindi non Galeno, ma che può essere, non deve essere per forza Garnacho, non deve essere per forza Adeyemi, che ha detto proprio Adeyemi, non vengo, levatevi da mezzo, foto con la maglia del Borussia Dortmund, non vengo, smettetela. Quindi un altro profilo in attacco, e mo stiamo vedendo gli nuovi nomi, eccetera eccetera. Quindi questa potrebbe essere la situazione al momento. Io vi dico una cosa, questo ragazzone è interessante, però dobbiamo essere onesti con noi stessi. Io quante partite ho visto di Comuzzo? Ho visto gli highlights, ho visto delle cose, ho visto la partita contro di noi, ero convinto che fosse un grandissimo prospetto, eccetera eccetera. Come Sofa Score Rating, insomma, non stiamo sul 7, sappiamo che dobbiamo stare almeno sul 7 di media per avere una grande stagione. Per esempio Bremer, no? 7,19. Bastoni 7,24. Rachmani 7,19. Per sfizio, visto che la maglia lo fanno da calcio, lo so che non si fanno così le analisi, perché magari tu a livello di numeri, però media voto lascia stare, fanta media lascia stare, qua non raggiungiamo il 6, quindi può essere pure che questo sia stata un'allucinazione collettiva, o meglio, un giocatore che ha delle prospettive, ha delle grandi, che si è imposto da titolare subito pur essendo giovanissimo, che però deve fare il suo percorso anche lui per essere pronto per una squadra che sta lottando per lo scudetto. Quindi mi piace l'idea che il Napoli vada a prendere dei giovani perché abbiamo una squadra ultra vecchia che dobbiamo cominciare a ringiovanire. Mi piace l'idea che il Napoli metta mano al portafoglio per rimpinguare la squadra e dare una spinta ulteriore al finale di stagione, che è importante. Però non lo so. L'idea era iniziale, secondo me era più corretta, cioè in difesa uno di esperienza, vedi Juan Jesus che ti sta tornando utile, e in attacco uno che invece sia più giovane, che abbia talento, e che là serve meno l'esperienza e forse serve di più il talento, la freschezza anche mentale. Quindi non lo so. Non lo so su questa cosa così. È chiaro, a occhio dico meglio di Rafa Marin, perché almeno mezza stagione Comuzzo lo ha fatta in Serie A. Rafa Marin invece 0 minuti in Serie A. Quindi sotto questo punto di vista sì, una spesa che vada oltre quello che abbiamo speso per Buongiorno mi sembra strano e mi sembra non corretto. Quindi questo è, lasciate un like perché non si capisce niente e questo video potrebbe invecchiare all'istante. Arrivano nuove notizie e dici no, Comuzzo in Già Libro non esiste proprio, il Napoli si ributta su Luperto. Perché dico Luperto? Perché Luperto rappresenta un giocatore del tuo vivaio e quindi in teoria di esperienza, non ti occupa un posto, c'ha esperienza, è del tuo vivaio, te lo potresti andare a prendere, non so che spesa è, poi lui è titolare, può essere pure non te lo danno per nessuna cifra al mondo e tu non ti vai a svenare per Luperto. Ma anche Luperto è mancino, a noi serve uno destro di piede da mettere al posto di Rafa Marin, è la priorità assoluta. Contemporaneamente la priorità va su un giocatore che possa andare nelle rotazioni con Neres, Politano e Ngong per l'attacco, lasciando perdere la situazione Raspadori, Lukman eccetera eccetera. Capiamo se Raspadori diventa una pedina in uscita, a quel punto il Napoli deve fare qualcosa, perché Conte lo ha detto chiaramente, fatemi almeno allenare con 11 contro 11, altrimenti deve andare Conte in campo a fare il centrocampista di una delle due squadre per allenarsi, e questo è il minimo sindacale. Napoli, non fare sciocchezze, sono convinto che non le farai, qualcosa si sta muovendo per forza. Siamo un po' sotto, quindi sotto aumentano i prezzi, ti prendono per la gola, bisognava farlo un pochino prima, però
qualcosina sicuramente succederà e capiremo meglio quelle che sono le strategie del Napoli, strategie che a quanto pare cambiano di volta in volta a seconda dei rifiuti che ricevi e delle possibilità che ti ritrovi. Da New York, Valerio Fluido è tutto, lasciate 1560 like precisi, se arriva quel 1561 non lo mettete.